Due giocatori sicuri, Francesca Zaccariotto e Gianangelo Bellati, un terzo in campo senza comparire l'imprenditore Luigi Brugnaro, che per ora resta arroccato dietro fermi, no comment. Un partito, l'UDC, alla finestra. Si gioca su 3 nomi la candidatura unitaria nel centrodestra veneziano, cui si offre come cavallo da tiro vincente la Lega del ricandidato governatore del Veneto Luca Zaia. Prendiamo atto che il centro-sinistra ha scelto il suo candidato, che è il Felice Casson. Adesso vedremo quali saranno le decisioni della compagine centrodestra. Il centrodestra a Venezia ce la può fare se si aggancia alla mia campagna elettorale, perché saremo di traino, vedrete. Di certo un assioma c'è: insieme il centrodestra contro Felice Casson ha qualche possibilità, diviso in varie fazioni, è sconfitta sicura. Lo ricorda agli alleati che già hanno dichiarato i loro appoggi dividendosi, Lega e Civiche puntando su Bellati, brava persona ma sconosciuta, e a Fratelli d'Italia, corsi in avanti con la Zaccariotto, Forza Italia. Credo che comunque le scelte che sono state fatte fino adesso legittimamente dai partiti che potrebbero essere nostri alleati siano delle prese di posizione, ma che siano anche discutibili, proprio perché uniti si vince e divisi si perde. 48 ore decisive per tutti e soprattutto per l'UDC, che nonostante le dichiarazioni di amicizia fatte sia da Casson che dal Partito Democratico esprime chiaramente le sue perplessità. Ma noi sceglieremo di non creare un'alleanza con il Polo Rossoverde. Se Casson vuole riproporre un'alleanza di 20 anni con il Polo Rossoverde, con i comitati del no, con la Venezia improduttiva, noi non potremmo starci. A questo punto tutto dipende dalle scelte di Luigi Brugnaro. La sua discesa in campo farebbe probabilmente sparire le altre 2 candidature sul piatto e allargherebbe la coalizione. È chiaro che sarebbe un atto d'amore verso la città, nelle sue condizioni, fare il sindaco di Venezia. Se vorrà farlo avrà il nostro appoggio. Tutti si danno tempo fino a mercoledì, poi l'orologio impone lo stop. Il 31 maggio è alle porte.